Amici bellini, tra pochi minuti cominciano due partite, perché prima c'è la Salernitana col Torino e poi è la Sverona-Bologna, che ci interessa moltissimo perché attenzione al Bologna, ma dobbiamo fare il recap perché domani già ci sarà pre-partita di Champions, quindi facciamo il recap perché questa Serie A la vogliamo capire oppure no. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto ad Antonio Catapano, benvenutissimo e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. C'è stato un boom di iscritti dopo il video di ieri dell'analisi della partita, e ringrazio tutti. Lasciate un like, questa è l'abitudine della community, vedete, guardatevi tutti i commenti sotto, c'è discussione ed c'è approfondimento, quindi io sono veramente orgoglioso. Like. Andiamo a capire cosa è successo in Serie A in questa quarta giornata, con la premessa che stasera me ne vado pure a Canale 8, ne parliamo il lunedì per parlare ancora di altri numeri, perché se poi diamo uno sguardo, no? Le posizioni medie del primo e del secondo tempo, la heat map, e poi dobbiamo capire veramente i numeri del Napoli, perché quindi state tuned perché ne parliamo anche oggi, ma con un'analisi tattica dove ci spostiamo da questa parte e vediamo un pochino la situazione della Serie A con gli XG aggiornati. Prima di parlare delle singole partite, che secondo me è interessante, l'abitudine deve essere, perché uno dice l'Inter ha segnato 5 gol, sarà lui il max XG, e invece no. Andiamo a vedere. Ecco, se vedete, insomma, il Juventus Lazio, il Milan, non è l'Inter che ha creato più presupposti e XG. XG ovviamente non ci dicono tutto, però ci dicono quelli che sono dei gol che tu crei il presupposto che sono più facili da realizzare. Non è stato l'Inter, guardate bene il Monza che ne fa uno solo ma crea presupposti per 3.30. il max XG della giornata è il Monza con 3.30, il minimo dell'XG della giornata è, ovviamente dobbiamo scorrere, l'Empoli con 0.17. Partita disastrosa, partita esaltante per la Roma. Andiamo a vedere bene, partendo da Juventus-Lazio 3-1, che insomma è una partita conferma purtroppo un momento della Lazio assolutamente non esaltante. Stanno in grande difficoltà. La vittoria con il Napoli aveva dato delle speranze probabilmente ai tifosi laziali. I tifosi del Napoli, vabbè, comunque la Lazio comunque hanno delle qualità, se ti prendono in velocità hanno la tecnica per farti gol, va bene tutto, ma abbiamo visto di nuovo grandissime difficoltà nonostante un dominio nel possesso palla, e non c'è dubbio, nonostante più passaggi, anche più precisione nei passaggi. Tiri in porta 5, che non sono pochi, però non arrivano ai 7 tiri in porta della Juve, che tira anche di più in generale e fa il suo gioco, che poi vedremo anche quello dell'Inter, di attesa, di ripartenza veloce, feroce, e con un Dusan Vlahovic che sembra aver ritrovato la forma fiorentina, perché fa prima di tutto 2 gol bellissimi e non facili. Intorno gli gira Chiesa, che fa questa seconda punta tipica che si può allargare, può andare all'interno, che trova anche lui il gol. E insomma è una Juventus molto più solida e anche forse più cinica. Se andiamo ad analizzare quelli che vedete sono gli XG, alla fine non comparivano i pallini, ma insomma la Juventus legittima assolutamente il risultato. La Lazio accorcia le distanze con un grandissimo gol di Luis Alberto, ma poi si squaglia. C'è questo lancione di McKennie per Vlahovic, fa una cosa incredibile, lo stop di petto, il controllo veloce e il gol anche con il piede, insomma, che non è suo. Veramente tanta roba, e quindi la Juve legittima questa vittoria. La curiosità è proprio questa: tutti e 3 i gol sono stati fatti con i piedi deboli. Vlahovic 2 gol di destro e Chiesa il gol di sinistro. È una curiosità, mentre
Luis Alberto di destro e il suo piede. Passando al Super Derby, ovviamente a fine video facciamo anche un recap del mio fantacalcio, perché non è andata benissimo e non avevamo dubbi, per un sfizio mio personale. Vediamo com'è andata pure il fantacalcio. C'è l'ultima partita, se Doig del Verona mi fa 50 gol probabilmente la recupero, ma non andrà così. L'Inter, allora Pioli ha detto pure no, per i primi 4 minuti abbiamo tenuto solo noi la palla, dichiarazioni sconvolgenti. Ma cosa dici? Tu puoi recriminare che hai avuto tanto possesso palla, ma se poi fai solamente 2 tiri in porta, ed è un discorso che ci è familiare per noi tifosi del Napoli, non va bene. Mentre l'Inter ti aspetta, riparte, arriva a tirare in porta 7 volte, tiri totali 14, molto meno passaggi, non sono nemmeno precisi quanto il Milan, ma vanno in avanti, sono diretti, sono velocissimi, fisicamente resistono. L'esempio della partita si ha nel primo gol, quando Ciao cerca disperatamente di fermare Thuram cadendo, mettendosi davanti, ma non pensando mai al pallone, cade, rovina praticamente una partita, perché l'Inter va subito in vantaggio. E con Mkhitaryan che fa una bella doppietta proprio nel periodo in cui tutti parlano di Frattesi, dice Frattesi in grande forma, come fai? E Mkhitaryan risponde sul campo e dice io merito ancora di essere il titolare, Frattesi avrà il suo tempo. E quindi si impone l'Inter, il derby non è favorevole al Milan da parecchio tempo e quindi l'Inter ne fa 5. Il gol di Thuram è qualche cosa di straordinario, e un Lautaro che si mette a disposizione insomma della squadra anche senza segnare, ma l'assist per Mkhitaryan non lo mette, il rigore di Çalhanoğlu che la chiude poi Frattesi. Leao il suo lo fa, poi ci sono anche delle immagini dove si vede che al terzo gol che subisca si lamenta tantissimo, giustamente un pro di frustrazione ci deve essere, ma onestamente non c'è storia e l'Inter dà l'impressione, anche per quanto riguarda i numeri, noi la classifica quasi non dobbiamo vederla ancora perché è strano e probabilmente non ha senso vedere adesso la classifica, che se guardi adesso la classifica che fai? Consideri il Lecce, adesso magari una tra il Verona e il Bologna si affianca al Napoli, consideri no, il Frosinone per esempio, no, però già vedere la differenza tra gol fatti e gol subiti ti dà una sensazione importante per quanto riguarda l'Inter. Sembra voglia fare il Napoli dell'anno scorso, onestamente. Vedete, gol fatti 13, gol subiti solo 1 contro il Milan e nessuno sta al passo. La Roma ovviamente dopo aver fatto 7 gol in una partita arriva a 11 gol fatti ma ne ha subiti 6. La Juventus molto solida, 9 fatti e 2 subiti. Il Milan ha segnato tanto ma ne ha subiti troppi ovviamente con questa sconfitta con l'Inter. 9-9 per la Fiorentina, 8-5 per il Napoli. Questi sono numeri che è difficile insomma parlare di una squadra solida che arriva allo scudetto. Può cambiare ancora tutto, è molto presto, però sono indicativi. Per quanto riguarda il Napoli c'è l'incognita, forse Garcia può ancora sistemare delle cose, siamo un work in progress in questo momento con il cambio di allenatore. Per gli altri bene o male quello che ci stanno facendo vedere nelle prime giornate potrebbe essere la realtà dei fatti che si sviluppa quest'anno. Ovviamente del Napoli ne abbiamo parlato ampiamente, non tornerei su queste cose, possiamo accennare velocemente un'idea che al di là dei numeri, dove si vedono anche le prestazioni individuali dei ragazzi non esaltanti, se voi vedete ma voi continuate, non vi preoccupate, continuate a prendervela con Juan Jesus. Intanto Juan Jesus, io l'ho detto, se lo perde il ragazzo sul primo gol, sotto questo punto di vista non c'è dubbio, ma in quanto impostazione Juan Jesus, BP, palle giocate sono 96 e alla fine la percentuale dei passaggi riusciti è di 95. Non è male come percentuale di passaggi riusciti, ne gioca molti di più Ostigard ma ne fallisce di più perché arriva a 87. Quello che viene meno è Mario Rui con palle giocate solo 52, viene meno Anghissà solo 50 palle giocate con percentuali di passaggi riusciti veramente bassi. Non ci siamo. Elmas in mezza partita, in un tempo ne gioca solamente 20, le gioca tutte bene perché sono tutte al 100%, ma era un po' avulso dal gioco. Quello che mi ha dato un'impressione, vedete, Kvara comunque Kvara crea 4 occasioni, sulla percentuale dei passaggi riusciti siamo a 81, quindi non male.
come Lobotka 92, pochissime le opportunità per Osimhen onestamente, molto meglio nel secondo tempo quando il Napoli va in vampata, però vedete che secondo me questo è stato uno dei problemi, cioè troppo per vie centrali, non siamo riusciti ad allargare il gioco bene. E se Di Lorenzo va all'interno, Mario Rui non lo considero proprio perché non c'è stato presente, ma Di Lorenzo va all'interno, le sovrapposizioni interne, si crea l'intruppo, se chiede anche, questo dobbiamo chiedere a Garcia, stai chiedendo a Kvara e a Elmas o Politano di stare un po' più interni per stare vicino ad Osimhen, a quel punto si crea l'intruppo e non allarghi le maglie della difesa avversaria che ogni tanto devi arrivarci, e non arrivano i cross per Osimhen per esempio, quindi questa potrebbe essere una delle cose. Come vedete dalle posizioni medie del primo tempo siamo tutti lì e lì poi è difficile giocarla la palla, e aggiungendo Raspadori poi al centro, perché vedi se aiuti Osimhen con un sottopunta, Politano può stare più largo, Di Lorenzo può fare il suo lavoro, insomma è chiaro, c'è tanto su cui lavorare e spero che Garcia lo faccia bene, spero che Garcia, ragazzi, io non lo voglio dire ma è nato una bambina, voglio dire, può essere pure che questi giorni si dorme poco e i pensieri sono anche, lo so, tu sei professionista, già capito, ma quando ti nasce una bambina probabilmente stai anche pensando ad altro, perché alcune cose che lui ci ha detto no, io le partite non ho il tempo di guardarmele e il passato non mi interessa, andiamo a finire l'analisi della Serie A con un Cagliari Udinese che sembra senza emozioni, ma in realtà se andate a vedervi almeno gli highlights vedrete un palo clamoroso di Luvumbo, che è veramente un peperino molto interessante, e poi ha un'occasione clamorosa anche Lucca, grande parata del portiere del Cagliari, una partita fondamentalmente equilibrata per quelle che sono le chance, un tiro in porta per ciascuno, più possesso per l'Udinese, più passaggi per l'Udinese, sui falli siamo lì, però c'è poca precisione nei passaggi del Cagliari, qualche occasione in contropiede la creano, ma non è abbastanza per sbroccarla questa partita, mentre questa partita qui veramente vale la pena di rivederla, probabilmente la sintesi più estesa che si può vedere, perché è successo qualsiasi cosa. Lecce passa in vantaggio subito per il penalty, perché è stata un'ingenuità del portiere sorrentino, i sorrentini andiamo al dunque, diceva quel film, quindi Lecce va in vantaggio, però poi il Monza macina gioco e loro sono quelli che creano di più. Attenzione a Palladino, ve lo dico da un anno, Palladino è un allenatore molto interessante che fa giocare la squadra come vuole lui, e si vede dalle occasioni che creano, poi magari non le realizzano, però 25 tiri in totale, 6 arrivano in porta, Falcone assolutamente protagonista di questa partita con i suoi salvataggi, tanto possesso palla, tanti passaggi, la precisione forse si può fare qualcosa di più, arrivano anche a fare molti falli, e sapete perché? Perché si sbilanciano tanto, e qua deve lavorare, su questo deve lavorare Palladino, oppure potrebbe essere anche una richiesta sua, noi dobbiamo spenderlo il fallo, perché se ci riversiamo tutti in attacco, creiamo quello che creiamo, poi ci esponiamo ai possibili contropiedi degli avversari. È un suono familiare, Palladino pronto per il Napoli, devono fare tanti falli, arrivano ammonizioni, arrivano anche l'espulsione inevitabile, e quindi il Monza meritava sicuramente qualcosa di più. Il Lecce resta una delle sorprese di questo campionato, sta lì, fa sensazione vederlo in Champions, ma ovviamente la classifica non ha senso in questo momento, meritano quello che stanno facendo, però il Monza meritava qualcosa in più, non ho problemi a dirlo. Partita folle quella tra Frosinone e Sassuolo, va in vantaggio, un doppio vantaggio il Sassuolo, con Pinamonti che quest'anno, io quest'anno dovevo prendere Pinamonti, non l'anno scorso, Pinamonti molto molto meglio, fa 2 gol anche molto belli, il Sassuolo che davanti è fresco, ti fa divertire, vedete che arriva a 18 tiri totali, anche più del Frosinone, più tiri in porta, meno del Frosinone, il Frosinone ne fa di meno, però il possesso palla del Frosinone ha la meglio questa volta del possesso palla, e segnaliamo che Dira che segna il calcio di rigore, che Dira che farà l'assist che chiude la partita finale, ma è stata una partita pazzesca, perché sul 3-2 c'è stato un salvataggio di Turati proprio allo oltre l'extra time, un salvataggio incredibile di Turati, avrebbe pareggiato
3-3 il Sassuolo, dopodiché ribaltamento di fronte e il Frosinone la chiude 4-2, partita divertentissima. Il Frosinone ci fa divertire, il Sassuolo probabilmente ci farà divertire, sono squadre che vale la pena guardarle se si ha un po' di tempo in più extra, anche perché a livello difensivo lasciano forse il tempo che trovano, però sono divertenti da guardare in attacco. E che dire, è importante che prenda confidenza con questa Serie A, è importante. Dopodiché altre due squadre che i gol li subiscono, li fanno e poi li subiscono. Fiorentina-Atalanta finisce 3-2, va in vantaggio con l'Atalanta con Cop Miners. Non si poteva prendere, non state là, lo so, non si poteva prendere, forse il Napoli l'ha fatta l'offerta, ma non scendono a miti consigli, assolutamente. Dopodiché la Fiorentina la ribalta, prima con Bonaventura, poi con un bellissimo colpo di testa di Martinez, quarta. Poi Lookman arriva anche a fare il 2-2 e poi c'è la vera e propria pellecchia di a dopo. E qua ovviamente è un infortunio tecnico, ci sta tutto, la Fiorentina ne approfitta. Qua io però devo chiedere a Gasperini, Scamacca aveva dei problemi perché si parla che c'era una vescica, poi adesso però si parla di infortuni. Io ho puntato su Scamacca e che come si fa, come si vuole fare con questo fantacalcio, ho affondato anche la punta di Gasperini. Attenzione, è perché non c'è dubbio, è così che deve andare. La Roma ci fa vedere finalmente la coppia di Dybala-Lukaku dal primo minuto e passeggia sull'Empoli che sta in grandissima difficoltà, si parla già di esonero. E sarebbe probabilmente, non lo so se le cose cambiano, perché veramente fa male vedere l'Empoli non creare almeno qualcosina, perché davanti qualcosa ce l'hanno, hanno il talento per farlo. Forse manca una punta vera, Caputo va in difficoltà, però c'è Baldanzi, c'è Cambiaghi e onestamente io non ce la faccio a vedere Destro, cioè Caputo in difficoltà, Destro continua, è capace che ti fa un gol bellissimo in rovesciata ogni anno, ma non ti dà la continuità. Baldanzi è quello che ha il talento per fare qualcosina, ma sono debolucci, creano un macello tra Grassi e Berezinski, si fanno autogol da soli. Ma prima di tutto questo arriva un rigore che non era nemmeno un minuto di gioco e quindi la Roma va sul velluto con Dybala. Poi Renato Sanchez che la mette di testa, l'autogol di cui vi dicevo, Cristante che segna uno dei gol più belli della sua carriera. Arriva anche il gol di Lukaku perché Belotti in contropiede decide di essere anche altruista e gli concede un cioccolatino, e poi segna anche Mancini, che però io devo chiedere a livello di fantacalcio, ma Mancini non era infortunato? Io non lo metto in campo perché penso che Mancini insomma si fa morire e basta se è infortunato, e invece no, gioca. Rachmani non gioca, Rachmani non mi gioca e non entra nemmeno Mancini perché ho detto questo è infortunato, e invece no, segna pure Mancini. 7-0 per la Roma, che adesso si sente tutta ringalluzzita. La classifica continuiamo a non guardarlo perché sennò non è il caso, però questa è la situazione che adesso li fa sognare, perché questi qua, al di là del gioco che tu proponi come Mourinho, questi qua hanno i colpi, se stanno bene fisicamente, ed è sempre quella l'incognita per i giocatori che sceglie la Roma, se stanno bene fisicamente i vari Paredes, i vari Lukaku, Dybala, cominciano a essere dei seri pretendenti per quel quarto posto, che in questo momento vede un intruppo tra Napoli che deve sistemare le sue cose, la Roma, la Lazio se si riprenderà, Atalanta e Fiorentina che sono bene o male equiparabili come forza, come rosa forse anche, come aspettative, come voglia di arrivare là. Quindi questa è la situazione per questo famigerato quarto posto, perché secondo me primo, secondo e terzo il Milan ha preso una bella botta, però ci aveva fatto vedere delle cose importanti finora, bene o male quelle sono, il Napoli è il Napoli che deve essere l'ago della bilancia di questo campionato, se riesce a risolvere le sue cose, altrimenti lì dobbiamo dimensionarci e capire che c'è stato un anno straordinario, e adesso per molti motivi che
stiamo analizzando giorno per giorno, forse dobbiamo dimensionarci un pochino. Le nostre avversarie hanno sistemato delle cose, hanno fatto un buon mercato e hanno colmato quel gap. Un pochino storicamente, un pochino perché è impossibile vincerne 2 consecutivi per tutta una serie di motivi che conosciamo, che non è che non conosciamo. Ci aspettavamo forse un pochino più di aggressione, di voglia di aggredire, di dimostrare. Forse vinciamo noi per un paio, 2 o 3 anni, siamo più forti degli altri competitivi. Abbiamo ancora degli elementi che secondo me possono tenerci lì all'altezza di questo campionato e della difesa dello scudetto che porti sulla maglia, però devono performare molto meglio, devono farci vedere quella voglia che c'era gli anni scorsi. Parlo di Anghissà, parlo di Mario Rui. Kvara è un mezzo tema, perché ovviamente sì, continua a farci vedere delle cose, ma non è il Kvara che abbiamo visto a inizio anno, e dobbiamo capire, io qui sempre questo che lascio come punto interrogativo, se i ragazzi ci stanno impegnando di meno perché non ritengono Garcia credibile, o se Garcia sta cambiando troppo a livello tattico e tecnico, come sviluppare la manovra, come, se ci sono ancora dei dubbi, rimanere ancorati al 4-3, pensare di cambiare modulo per utilizzare di più raspadori. Insomma, ci sono poche certezze in questo momento nel Napoli e vanno risolte. Ovviamente il Garcia out galoppa sui social, ma dobbiamo anche capire se ADL è effettivamente scontento oppure no, che questa è la domanda da farsi. ADL è scontento e ha delle alternative se vuole decidere di accollarsi l'ingaggio di Garcia e di prenderne un altro. Le ha le alternative che vogliono venire ad prendersi questa gatta da pelare, questa che è una gatta da pelare. Vedremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate i like finali per questa Serie A che si sta sviluppando. Domani sarà sicuramente subito tema Champions, immagino che ci sarà la conferenza. Noi stiamo sul pezzo, non vi preoccupate che noi controlliamo tutto, non vi preoccupate.